Buongiorno a tutti, siamo all'ingresso dell'Arena O2, il Palasport, e possiamo vedere qua dietro una statua creata dall'artista canadese di origine ceca Lea Vivot, che ha diversi nomi e riguarda appunto lo sport popolare qua in Repubblica Ceca, che è l'hockey su ghiaccio. Questa statua, creata nel 2004, si chiama Tempo del ghiaccio, oppure Il pattinatore, oppure ancora La bella e la bestia, e ritrae un bambino vicino alla panchina nell'atto di cambiarsi le scarpe e mettersi i pattini, una pattinatrice dalla performance La bella e la bestia e un portiere di hockey su ghiaccio insieme. Come ho detto, è uno sport popolare insieme al calcio, l'hockey su ghiaccio. In questa arena si disputano le partite e l'artista ha voluto fare un omaggio a questo sport con un grande realismo nei volti dei personaggi.